La regione siciliana torna ad assumere dopo che gli ultimi concorsi risalgono ormai a decenni fa. Si comincia con la stabilizzazione dei 750 precari di ARRA, Assessorato Territorio, Ambiente e Protezione Civile. Il disegno di legge è stato esitato dalla Giunta di Governo e ripropone il concorso pubblico alla Regione per oltre 1.450 persone da assumere e stabilizzare entro il 2014. La norma adesso approderà all'ARS, dove potrebbe avere una sorta di priorità, visto che secondo il progetto di DDL le procedure concorsuali dovranno avviarsi già nel 2012. Il disegno di legge prevede anche il blocco degli aumenti del trattamento economico complessivo. Questo non potrà superare le somme erogate nel 2011. Per i dirigenti, poi, in caso di nuovo incarico, lo stipendio non potrà superare quello del dirigente predecessore e in caso di rinnovo il proprio stipendio al 2011. Scende invece la quota che tutti i dipendenti, compresi i dirigenti che ricevono un incarico aggiuntivo, dovranno versare alla pubblica amministrazione, dal 70% di quella cifra al 50%. Bloccati fino al 2014 i rinnovi contrattuali dei dirigenti e anche degli altri dipendenti regionali. Scende anche il numero dei consulenti che possono essere nominati dal Presidente della Regione e gli assessori da 3 a 2. Un piano dunque che prevede per l'esattezza circa 1.500 assunzioni, 800 saranno impiegati nel 2012, mentre 593 persone saranno assunte nel 2013 e 64 nel 2014. Ai precari della Regione sarà riservato il 40% dei posti messi a concorso. Il 10% dovrebbe essere riservato agli interni che vogliono puntare a una promozione. Il resto dei posti è aperto ad esterni. Le assunzioni costeranno complessivamente circa 52 milioni di euro, soldi che serviranno per pagare i nuovi stipendi, 30 milioni nel 2012, poco più di 20 milioni nel 2013 e circa 1,7 milioni nel 2014. Infine, in attesa delle assunzioni, è prorogato il contratto dei precari di ARRA, Arte e Protezione Civile fino al 31 dicembre del 2012. Per pagare questi stipendi la Regione ha stanziato per il 2012 una somma di 31 milioni di euro, numeri da capogiro.